Bilancio positivo all'indomani dei 4 giorni di sperimentazione dei tornelli per la gestione dei flussi turistici, un deterrente per l'amministrazione, ancora divisi i veneziani, ne parliamo stasera 20 e 10. Continua la protesta delle diplomate magistrali che rischiano di finire su una strada a causa delle disposizioni del Ministero dell'Istruzione. Da lunedì le maestre hanno iniziato lo sciopero della fame. Gialla Marcone, un'intera famiglia sottoposta a profilassi di decontaminazione dopo aver aperto una busta contenente polvere sospetta trovata nella buca delle lettere. Sono 1 migliaio circa i bambini tra 0 e 6 anni che frequentano gli asili privati della FISM non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Le famiglie avvisate saranno sospesi. Razzi di segnalazione tra i rifiuti ritirati da un camion di Veritas a Pellestrina. L'autista nota il fumo e riesce ad evitare un'esplosione. Il 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia si tinge di rosa. Da ieri la reggenza è stata assunta dal commissario capo Rossella Governa. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque un primo bilancio di questi giorni di sperimentazione dei tornelli in centro storico a Venezia, una città che per il ponte del 1° maggio ha registrato il pienone, una sperimentazione che ha avuto esito positivo, lo sostiene l'assessore al turismo Mara, anche se non tutti sono della stessa opinione. Sono stati sempre aperti i varchi, quindi la sperimentazione diciamo è andata bene, siamo soddisfatti, già il fatto di aver messo i varchi e i cartelli ha fatto in modo che le persone deviassero nei loro percorsi, riprendendo poi fra parentesi quella che era la situazione pristina all'inaugurazione del ponte di Calatrava, quindi diciamo che noi siamo soddisfatti. All'indomani dei 4 giorni di sperimentazione che ha visto in città l'applicazione dell'ordinanza emessa dal sindaco Brugnaro con i varchi nei punti nevralgici della città per gestire i flussi turistici, il bilancio è positivo. Non c'è mai stata la chiusura, indice sostiene l'amministrazione e il comandante della polizia locale che la sola presenza dei tornelli abbia fatto da deterrente. Il 2018 noi l'abbiamo pensato come l'anno della sperimentazione in base a quello che avevamo emanato con una delibera di giunta per il progetto di governance territoriale del turismo in città. Lo stiamo facendo, questa ordinanza è un'ordinanza sindacale, quindi il sindaco ha deciso per garantire una migliore vivibilità della città sia ai cittadini che ai turisti di attuare queste misure. Ricordiamo che queste misure erano previste nel piano e ricalcano un po' che è stato il percorso delle commissioni consigliari e anche del documento che è stato concertato con l'UNESCO. Anche il sottosegretario ai beni culturali Borletti Buitoni, che all'inizio non vedeva di buon occhio l'idea, si è dovuta ricredere dichiarando che a suo avviso Brugnaro ha avuto coraggio. Ripeto le parole del sindaco, noi con coraggio e umiltà sperimentiamo in base a quello che abbiamo messo come strategia. È chiaro che la strategia va sperimentata sul campo. Il plauso della sottosegretaria Borletti Buitoni non ci fa altro che piacere e devo dire che anche la stampa internazionale e la nazionale rispetto alle nostre prese di posizione fatte con molto coraggio ci ha dato un buon feedback. Un ponte che ha visto il 95% delle camere occupate con grande soddisfazione degli albergatori, anche se il presidente di Ava Federalberghi Bonaccini sulla gestione dei tornelli ha dichiarato: è perfettibile, andrebbe gestita in modo più appropriato. Ci sarebbe qualcosa da dire sul come, dove e perché, conclude, ma il problema va affrontato. Ma i veneziani cosa ne pensano dopo questi 4 giorni di sperimentazione? Sentite cosa ci hanno detto. Almeno si limita l'affluenza di turisti a Venezia, perché ce ne sono troppi. Aspettiamo a vedere se possono servire o meno. Non sono contrario di principio. Quello che fa non mi va bene, perché non era un compito che mi interessava. Dopo le polemiche di questi giorni sull'applicazione dei cosiddetti tornelli per gestire i flussi turistici in città, i veneziani hanno opinioni diverse, tra chi la trova una decisione giusta, chi aspetta di dare un giudizio e chi proprio non ci sta. Orrendo. Perché? Perché ne mette i recinti, no, non va bene. Non va bene, devono trovare un'altra soluzione. Però per voi c'era il passaggio per i residenti? Normale. Ah, ma sai, tutta questa gente non mi muovo neanche da casa io. Rimango a casa 3, 4, 5 giorni. Hanno fatto
un servizio che creano un disservizio, perché si crea tutto un intasamento totale sopra a un ponte. Non hanno fatto una buona cosa, secondo me non hanno fatto una buona cosa. Io credo che lasciare il flusso libero sia sempre la cosa migliore, libertà sempre, quindi c'è ingabbiare le persone come fossero vitelli, non ha dato una bella immagine alla città. Ma che i tornelli piacciono o no, tutti sembrano concordare su una cosa: a Venezia ci sono troppi turisti e il loro numero deve essere limitato in qualche modo. Che vengano, ma a gruppi, non così. Sembra una mandria, non si vive a Venezia, non si vive. Va limitato il numero di turisti in qualche modo. E secondo me potrebbe essere o una modalità buona per farlo? Cioè, se non ne trovano di migliori non è che sia un tecnico che so decidere. Certo il numero di turisti secondo me è spropositato per la fragilità e la piccolezza di Venezia. Insomma. I diplomati magistrali hanno iniziato lo sciopero della fame, solo così dicono, forse ci ascolteranno. Purtroppo in Italia si viene ascoltati solamente se si fanno gesti eclatanti. Abbiamo delle colleghe che sono in presidio a Roma, dal 28 stanno facendo lo sciopero della fame lì sotto e da allora, dopo ben 3 mesi, siamo riusciti a far parlare di noi. Quindi per sostenerle moralmente abbiamo iniziato da lunedì appunto anche noi in Veneto lo sciopero della fame, ben 40 docenti, e domani saremo a Roma insieme a loro a sostenerle. È giunto il momento di farsi sentire con una protesta eclatante prima che la situazione degeneri. Così gli oltre 50.000 docenti in Italia, 3.000 in Veneto, quasi tutte nelle province di Venezia e Padova, lunedì hanno iniziato lo sciopero della fame per lanciare un forte messaggio. Il fatto che adesso ci siano 2000 persone col mio stesso titolo inserite nelle gare e anche persone che hanno già avuto il ruolo mi fa essere più convinta in questa lotta, perché penso che i diritti devono essere uguali per tutti, non possono esserci 2 pesi e 2 misure. È vero che nella pubblica amministrazione si entra per concorso, però comunque salvo i casi previsti dalla legge, e un decreto d'urgenza ci consentirebbe di essere un caso previsto dalla legge e quindi ci potrebbe dare la possibilità di una stabilizzazione. Anni di ministri evidentemente poco competenti o che in una scuola non hanno mai messo piede, hanno portato a questo guazzabuglio, a questo disastro, che è iniziato nel 99 ed ora la bolla è esplosa. Il problema è che la bolla esplosa riguarda 54.000 docenti, 3.000 solamente in Veneto, ed è una cosa gravissima, anche perché gente con anni di insegnamento, io porto il mio esempio personale perché è più facile da comprendere, 11 anni di insegnamento, 2 lauree delle quali una di indirizzo, mi ritroverò in mezzo ad una strada. Noi siamo degli insegnanti lì al nostro dovere, i nostri alunni ci adorano, i genitori ci rispettano e ci stimano, non saprei appunto se ci meritiamo tutto ciò, se siamo così inadeguate, perché non lo siamo, ricoppiamo da 13 anni gli stessi posti di lavoro. Il problema non riguarda solo le docenti col diploma magistrale, molte delle quali tra l'altro hanno anche la laurea. Sarà ancora peggio per i nuovi laureati, perché dovranno fare addirittura un FIT. Vuol dire che faranno una sorta di praticantato per 3 anni con metà dello stipendio. Chi vorrà più fare l'insegnante se dovrà studiare praticamente più di 10 anni e quando inizierà nel mondo del lavoro avrà 500 euro al mese? Ad appoggiare la protesta delle maestre anche le mamme. Solo protestando, solo alzando la voce si può cambiare qualcosa. Guarda, io sono una mamma, ma se potessi servire da adesso, da questo minuto, entrerei anch'io in sciopero della fame per aiutare. La cronaca giallo a Marcon, un'intera famiglia è stata sottoposta a profilassi di decontaminazione all'ospedale di Mestre dopo aver aperto una busta contenente della polvere sospetta trovata nella corrispondenza stipata nella buca delle lettere. La sostanza è stata inviata all'Istituto Zooprofilattico di Legnaro, dove sarà analizzata.
Rientrano a casa, svuotano la cassetta della posta e in mezzo alla corrispondenza trovano una busta che contiene una polvere sospetta. Momenti di paura ieri sera attorno alle 23 per una famigliola di Marcon. Marito, moglie e la loro figlia in età scolare sono stati costretti a rivolgersi con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre per essere sottoposti alla procedura standard di decontaminazione che prevede l'accurato lavaggio delle persone entrate in contatto con la polvere misteriosa, l'isolamento in una stanza apposita, l'imbustamento dei capi di vestiario e un periodo di osservazione. A indicare la prassi da seguire sono stati i carabinieri, cui il capofamiglia, impiegato in un centro commerciale, si è subito rivolto prima di far risalire in auto moglie e figlia per raggiungere in fretta e furia il Dell'Angelo. C'è da dire che i 3 pazienti al loro arrivo al pronto soccorso stavano bene, non manifestavano alcun segnale di intossicazione o infezione. Già questo pomeriggio la famiglia, ultimati i controlli, ha potuto far rientro a casa. La sostanza contenuta nella busta è stata consegnata ai vigili del fuoco del nucleo chimico batteriologico e da questi inviata all'Istituto Zooprofilattico di Legnaro per essere analizzata. Verosimilmente i risultati potrebbero essere disponibili entro le prossime 48 ore. Nel frattempo gli inquirenti sono al lavoro per individuare il mittente della missiva. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in uno stabile inutilizzato in via dell'Elettricità a Porto Marghera. Il ritrovamento stamane nell'edificio che da tempo è divenuto punto di riferimento dei senza tetto. Il personale della questura giunto sul posto ha allertato il medico legale che dovrà collocare l'orario della morte dell'uomo e le cause del suo decesso, per il quale sembra essere esclusa la morte violenta. Le indagini perciò sono volte a stabilire se la vittima sia stata colta da malore o se il decesso sia sopraggiunto per un'overdose di stupefacenti. Razzi di segnalazione tra i rifiuti ritirati da un camion Veritas a Pellestrina. L'autista è riuscito ad evitare l'esplosione. Tragedia sfiorata la sera del 30 aprile a Pellestrina. Alcuni razzi di segnalazione buttati in un cassonetto di rifiuti hanno provocato un incendio a bordo del camion di Veritas. È stata la prontezza dell'autista a impedire che le fiamme si propagassero a tutto il veicolo, provocandone l'esplosione. All'altezza di Caromane il conducente del camion, dopo aver percepito in cabina odore di bruciato e notato contestualmente la fuoriuscita di fumo dal cassone, ha portato il mezzo lontano dall'abitato, scaricato i rifiuti contenuti nel cassone e spento l'incendio con l'estintore in dotazione. È risultato evidente che a provocare le fiamme siano stati alcuni razzi di segnalazione ritrovati tra i rifiuti che qualcuno ha incautamente gettato in un cassonetto. Risalire all'autore del conferimento sarà facile. Da qualche settimana anche a Pellestrina i contenitori per il rifiuto secco sono chiusi da una calotta che si apre solo con una chiave personale consegnata a ciascun utente. Controllando le aperture, Veritas potrà individuare l'autore del gesto che avrebbe potuto provocare conseguenze ben peggiori. L'episodio incendiario fa il paio con un altro evento che poco dopo ha interessato l'impianto di smaltimento di rifiuti della Veritas a Fusina. A fuoco è andato un nastro trasportatore e per domare le fiamme sono arrivati in forza i pompieri da Mestre e Mira. Il rogo è stato subito circoscritto e completamente spento nel giro di un paio d'ore. A originare l'incendio, le cui cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, il probabile surriscaldamento di un motore. Questione vaccini: sono circa 1 migliaio i bambini tra 0 e 6 anni che frequentano gli asili della FISM non in regola con le vaccinazioni obbligatorie e quindi a rischio sospensione dalla frequenza della scuola materna o del nido. Sono 92.000 i bambini accolti in nidi o scuole dell'infanzia FISM tra 0 e 6 anni. Di questi 5.000 risultano non in regola con le vaccinazioni, pari al 4-5%. Di questi circa 1.000 da un punto di vista proprio amministrativo non sono in ordine, nel senso che al 30 di aprile i genitori di una parte appunto di questi bambini non hanno consegnato nulla. Le situazioni più problematiche vengono registrate nella fascia pedemontana dell'Alto Vicentino e Trevigiano. Per le famiglie i cui figli non sono in regola con l'iter vaccinale, già nei prossimi giorni potrebbero scattare le disposizioni previste dalla normativa. Fatto obbligo di legge di non dare accesso alla struttura di prima infanzia e di infanzia, quindi nidi e materne, ai bambini che appunto i cui genitori non abbiano consegnato assolutamente nulla. I gestori, quindi i legali rappresentanti, i dirigenti eccetera, dovranno dare in mano a questi genitori un provvedimento di sospensione dalla frequenza. I genitori dovranno firmarla per ricevuta, se non ci fosse questa firma si dovrà procedere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
Trascorsi questi giorni, se le famiglie non dovessero ancora provvedere a prenotare un appuntamento per le vaccinazioni e continuassero comunque ad accompagnare a scuola i propri figli, i gestori dovranno seguire quanto previsto dalla legge. Se ci fossero, e speriamo di no, dei casi di forzatura all'ingresso nei giorni successivi di un genitore, da parte di un genitore o dei genitori che hanno ricevuto il provvedimento di sospensione, e ci auguriamo davvero tutti di no, in quel caso là chiameremo ovviamente il sindaco, che è l'autorità sanitaria locale. È ovvio che nessuno di noi ha intenzione, nessuno dei dirigenti, dei gestori eccetera, ha intenzione di fare il gendarme, questo deve essere chiaro a tutti. Un obbligo di legge che i gestori delle scuole sono chiamati a far rispettare, anche perché se un bambino che non ha titolo per stare all'interno della struttura, perché appunto i genitori non hanno consegnato alcuna documentazione, va bene, si fa male, ci sono delle responsabilità civili e penali. Nella Marca Trevigiana i bambini con meno di 6 anni non vaccinati sono 1500, il 20% sono figli di genitori che non si sarebbero mai attivati. Per questi l'USL 2 ha scelto di mandare un nuovo sollecito e di esaminare ancora una volta la documentazione inviata dalla scuola, con la speranza che i bimbi possano terminare l'anno scolastico, obiettivo che anche la FISM auspica di raggiungere, così se da un lato chiede la collaborazione dei genitori, dall'altro lancia un appello alla Regione. Possa con un provvedimento che va incontro alle famiglie, quantomeno di arrivare a fine maggio per dare la possibilità alle famiglie di prendere contatto, fare gli appuntamenti e iniziare un percorso vaccinale. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta. Il 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia si è tinto di rosa. Da ieri infatti la reggenza è stata assunta dal commissario capo Rossella Governa, che arriva dal 4° reparto volo di Palermo. L'abbiamo incontrata. È giovanissima, 32 anni, ma il dato anagrafico non deve trarre in inganno. Il commissario capo Rossella Governa ha un curriculum di tutto rispetto, una formazione eccellente che le valsa la promozione alla reggenza del 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia. Dopo la laurea in giurisprudenza a Perugia e l'abilitazione alla pratica forense, l'ufficiale è entrata in polizia nel 2010 e ha conseguito l'abilitazione alla guida degli elicotteri AB206 e AB212 al termine del corso al CAS di pratica di mare. La neodirigente del reparto volo di Stanza Tessera è ufficiale della sicurezza del volo e arriva da Palermo, dove ha diretto la sezione operazioni e sicurezza di volo. Il 10° reparto volo lavora moltissimo, ha in realtà 3 linee, tutte e 3 efficienti. Uno è l'aereo, il P68 Observer, che lavora moltissimo con la viabilità stradale, i ragazzi fanno tantissimi trasporti sanitari d'urgenza. L'Alfa 109 e la B206, che sono 2 elicotteri che noi adoperiamo prevalentemente per attività di ordine pubblico, polizia giudiziaria e scorte di sicurezza. L'arrivo dell'ufficiale che rileva la reggenza di Paolo Pederzini, ora al comando del 3° reparto volo di Bologna, torna a tingere di rosa il quartier generale della Polizia di Stato all'aeroporto di Tessera, che in passato si è fregiato d'essere il primo reparto ad avere nei propri ranghi la prima pilota della Polizia di Stato. Smessa la divisa d'ordinanza per la presentazione di rito, la commissaria Governa ha indossato quella ufficiale da pilota, pronta ad affrontare i prossimi impegni, dalla viabilità stradale ai trasporti sanitari d'urgenza, da attività di ordine pubblico alle scorte di sicurezza. Oramai imminente anche l'appuntamento con il Giro d'Italia. Il reparto volo di Venezia lavora moltissimo col Giro d'Italia, prevalentemente proprio con l'aereo, e diciamo che diamo un supporto fondamentale all'attività di polizia e della polizia stradale nelle tappe del Giro d'Italia. Questo pomeriggio a Venezia, davanti all'ex sede del Gazzettino a Caffacanone, i cronisti hanno ricordato Franco Battagliarin, la guardia giurata uccisa dall'esplosione di un ordigno piazzato da Ordine Nuovo il 21 febbraio del 1978. L'evento di questo pomeriggio, nel 40ennale dell'attentato, ha anticipato la celebrazione dell'11ª giornata nazionale della memoria dei giornalisti uccisi da mafia e terrorismo, che avrà luogo domani al Teatro La Fenice di Venezia a partire dalle 9:30, che è promossa dall'Unione Nazionale Cronisti Italiani e organizzata dal Sindacato e Ordine dei Giornalisti del Veneto. Nel corso della celebrazione saranno ricordati i giornalisti feriti in attentati, tra questi anche il veneto Antonio Garzotto, cronista di Giudiziaria del Mattino di Padova, che all'epoca era in forza alla redazione padovana del Gazzettino. Garzotto venne gambizzato dai terroristi dell'Unione Comunisti Combattenti il 7 luglio 77 da Bonaterme, in provincia di Padova. A portare la loro testimonianza saranno presenti Federica Angeli, Paolo Borrometi e Michele Albanese, giornalisti
giornalisti costretti a vivere sotto scorta per i loro articoli e le loro inchieste, assieme ad alcuni familiari di giornalisti rimasti uccisi nello svolgimento dell'attività professionale. Cambiamo argomento, andiamo a passeggio con il naso all'insù lungo uno dei borghi veneziani unito a Treviso, tra i più fascinosi d'Italia, tra miti e leggende storiche e religiose. I suoi affreschi sono visibili, accessibili e fruibili per tutti. Trascorsi di cultura, storia, arte e mistero le gesta dei ricchissimi signori Tempesta, avogari, cioè amministratori dei beni del vescovo di Treviso, risplendono a cielo aperto in affreschi parietali tra le vie del centro cittadino anuale, in particolare sotto i portici verso piazza 20 settembre, camminando con il naso all'insù, decorati archi ci ricordano appunto il legame di Noale con Treviso. E poi ci si imbatte in questi putti presenti sul retro di una casa che fu l'osteria più antica di Noale e speculari a Palazzo Soranzo Scotto Mocenigo, attuale sede della biblioteca cittadina. A pochi metri di distanza campeggia il dipinto religioso come antidoto alla paura di essere bersaglio del male, raffigurante la Madonna della Peste al centro tra i santi. A destra della Madonna San Rocco e a sinistra San Sebastiano. Erano i due santi invocati contro la peste, difatti io questo la chiamo la Madonna della Peste. San Rocco era invocato contro la peste perché grazie alla piaga che aveva all'inguine che ricordava le piaghe, i bubboni che venivano appunto quando si era colpiti dalla peste. Seguendo il simbolo dei flagellanti si arriva all'ingresso della chiesetta dei Battuti. Dentro, oltre le panche in radica di inizio secolo, con un inedito Bambin Gesù avvolto dal mistero la Madonna della Montagna, detta anche È detta Madonna del Fuoco perché proprio relativamente alla guerra di Cambrai e a tutto ciò che successe nella terraferma veneta durante i primi anni del Cinquecento. Fuori, di fronte alla chiesa dove c'era il convento dei Francescani, nel 1550 avvenne un altro omicidio tipo il nome della Rosa. Peccato il comune non abbia provveduto a rendere fruibile tanto mistero con indicazioni e guide per appassionati e turisti. In apertura di telegiornale abbiamo parlato dei tornelli in centro storico a Venezia, ebbene sarà questo il tema della puntata di questa sera di 20:10, se ne discuterà in studio insieme agli ospiti Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, e Renato Boraso, assessore alla mobilità del Comune di Venezia. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Proseguirà un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 3 maggio. Sul Veneto condizioni di maltempo sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, molte nubi con locali rovesci e temporali a carattere sparso possibili un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità e con rischio di nubifragi in serata. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi tra 20 e 24 gradi. Situazione del tutto immutata sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà ugualmente molto perturbato. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi un po' ovunque, anche forti. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi. Valori massimi oscillanti tra 24 e 26 gradi circa. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sin dal mattino con qualche precipitazione a carattere sparso, localmente anche temporalesca. Migliorerà lievemente con fenomeni in attenuazione entro la nottata. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.